Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di Noi Sicilia. Queste notizie più importanti del pomeriggio. Ha patteggiato una pena a 4 anni lo chef Mario Di Ferro, accusato di aver ceduto cocaina anche all'interno del suo locale Villa Zito di Palermo. Fra gli amici a cui Di Ferro avrebbe ceduto droga c'è anche il deputato Gianfranco Miccichè. Il calvario di una donna di Siracusa finisce in procura con un esposto del figlio. La donna 78enne si trova ricoverata all'ospedale Umberto I dal 19 gennaio scorso. Le era stata diagnosticata inizialmente una polmonite, poi invece i medici gli hanno detto che si trattava di una lesione tumorale polmonare. Nell'attesa al pronto soccorso è caduta, riportando la frattura del femore. Scontro tra Bagheria e Villabate lungo l'autostrada 19 Palermo-Catania questa mattina. Il bilancio di un ferito grave trasportato in codice rosso all'ospedale civico. Si tratta di un ragazzo di 23 anni alla guida di una moto al momento dell'incidente, finito in modo violento sull'asfalto. L'edizione 2024 della Festa di Sant'Agata sarà nel segno della tradizione, in piena sicurezza ma anche di innovazioni. Tra le tante novità, soprattutto del 3 febbraio, c'è quella che il sindaco trantino non salirà sulla carrozza del Senato. E in chiusura le previsioni meteo, anche per domani in Sicilia tempo stabile ed assolato ovunque, le temperature resteranno ancora sopra la media stagionale. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.nosicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.